Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni Bruno e Gabriele, zia Vallì, Teresina e Scandiere. Allora, al corner di oggi vediamo subito l'evento protagonista dell'ultima settimana, delle prossime 3 settimane anche, ovvero vi avevo già anticipato lo scorso corner la mostra di Getulio Alviani alla Scuola Grande della Misericordia a Venezia. Mostra che si è inaugurata appunto sabato scorso, mostra che sarà visitabile fino all'8 di gennaio, quindi chiunque di voi abbia modo di andare a Venezia visiti la mostra perché è la mostra dei record. Nello specifico, mostra che ha il record per il maggior numero di opere di Getulio Alviani esposte in una singola mostra. Neanche le mostre pubbliche nei musei hanno messo insieme più di 150 opere come siamo riusciti a fare noi insieme, e grazie soprattutto al contributo della Fondazione Alviani nella persona di Diora Fraldica. Più che fondazione, ecco il nome preciso per esteso, si chiama Centro Studi e Ricerche Getulio Alviani. Diora Fraldica ne è la direttrice, la presidente, la proprietaria di questa fondazione. Lei ci ha aiutato nel fornirci le opere storiche, nell'arrivare a più di 150 opere, che poi non sono solo opere, all'interno ci sono quadri, poi vedremo che non si possono neanche chiamare quadri, ci sono sculture, ci sono gioielli d'artista, alla fine di tutto una performance, quindi 2 o 3 video storici su Alviani, quindi una mostra completissima. In mezzo a questo, appunto, record per numero di opere, completezza, per aver rappresentato tutti i cicli principali del suo lavoro, perché magari si può fare una mostra su Alviani solo sulle superfici a testura vibratile, che è un ciclo, oppure solo sui cerchi virtuali, solo sulle interrelazioni speculari, solo sulle cromie, quindi all'interno di tutti i cicli noi li abbiamo recuperati tutti quanti. Mostra che poi, vi ripeto, il luogo è un luogo storico importantissimo, una delle 7 scuole grandi di Venezia, la Scuola Grande della Misericordia, che si trova nella zona di estremo nord di Venezia, quartiere Cannareggio si chiama, e vi dicevo era una scuola grande all'epoca, quindi era stata una chiesa, poi era stata anche un ospedale, era un punto di ritrovo per la Venezia nell'età della Repubblica della Serenissima, quindi ha cambiato varie volte destinazione d'uso. Fino a qualche tempo fa era una palestra di basket per la squadra della Reyer del Venezia che si allenava all'interno di questo spazio, poi è stata ristrutturata completamente e ora si dedica esclusivamente a eventi, presentazioni, opere teatrali, mostre d'arte anche durante la Biennale. È da, se non sbaglio, 2 o 3 edizioni che la Biennale sfrutta questo spazio per esporre non dei padiglioni stranieri ma delle mostre private collaterali alla Biennale. Io mi ricordo per l'ultima Biennale c'era stata la mostra di Alberto Biasi, quindi mostre di ampio respiro internazionale. In questo caso noi abbiamo scelto di esporre Getulio Alviani, maestro che è mancato nel 2018, quindi dal 2018 a oggi c'è stato il Covid, c'è stato di tutto e di più, quindi non è che fossero state fatte tante mostre su questo artista. Quelle che erano state fatte non avevano chiaramente questi numeri, questo respiro, questa completezza storica e critica. Questa è la mostra dei record. Noi abbiamo inaugurato sabato scorso alla presenza di più di 400 ospiti tra clienti, amici, galleristi, artisti, critici, eccetera eccetera. Sono sicuro che da qui al prossimo mese, ora manca un mese esatto alla chiusura, verrà vista da un numero spropositato di persone, perché Venezia chiama tutto questo flusso di turisti. La mostra è ingresso gratuito, entrate quando volete. Ora non mi ricordo gli orari nello specifico, ma trovate tutto nel sito della Scuola Grande della Misericordia. È una mostra che merita. Ora, andando proprio a vedere come è stata creata questa mostra, voi sapete che ogni volta che collaboro alla curatela, all'allestimento, alla progettazione, alla logistica di una mostra, a me piace anche raccontarvela perché ogni mostra è diversa. È come fare un quadro, non si può dire che tutti i quadri di un ciclo allora
vengono fatti tutti allo stesso modo, ogni quadro ha la sua genesi. Ecco, ogni mostra per me ha lo stesso tipo di procedimento. In questo caso la mostra è a Venezia, la prima mostra che allestisco a Venezia, di cui vi parlo nello specifico dell'allestimento, perché in questa stessa sede avevo curato l'anno scorso, un anno fa esatto, la mostra di Armodio, però era una mostra molto più semplice da allestire, con tutto un altro tipo di caratteri, altre esigenze, eccetera. Questa è una mostra complicata perché le opere sono diverse, hanno delle esigenze particolari, non sono solo opere da appendere, ma ci sono gioielli, sculture, performance e video, quindi è completissima, e ogni singola espressione artistica ha bisogno di essere esposta e allestita e trasportata in loco in un certo modo. In questo caso si tratta di Venezia, quindi la città che dal punto di vista logistico è la più complicata al mondo per creare una mostra d'arte. Perché? Perché già dal trasporto ci sono le prime difficoltà, ovvero a Venezia non si possono fare trasporti via terra, sono tutti trasporti che passano per navi, vaporetti, chiatte. Nel nostro caso specifico abbiamo dovuto noleggiare più di una chiatta con le gru per riuscire a trasportare casse di opere d'arte, opere che chiaramente in altri casi, esempio la mostra di Armodio, non era necessario inserirle in delle casse come queste, perché erano delle opere che si incorniciano, si imballano e si spediscono. In questo caso sono delle opere che hanno altre esigenze, che hanno anche dei formati diversi, perché alcune di queste, appunto, esempio i cerchi virtuali, sono opere che arrivano anche a un'estroflessione di 30-40 cm, quindi non si possono incorniciare, non si possono impilare e spedire. Sono opere che hanno obbligatoriamente una cassa che le protegga, cassa che in alcuni casi giungevano addirittura da New York, perché alcune di queste opere sono state da poco esposte a New York in altre mostre, quindi casse che venivano dall'America, che hanno fatto un trasporto via nave, aereo e poi con la chiatta finale a Venezia, quindi tutta una serie di trasporti non proprio semplicissimi, ecco. Quindi il primo giorno di allestimento, l'allestimento è durato 3 giorni e mezzo, 4. Il primo giorno si trattava di trasportare tutte le opere, quindi vai con le chiatte, vai con le gru, i carrelli, i muletti, i montacarichi, e spostare dentro alla Misericordia tutte quante le opere. Ecco, un giorno intero solo per questo, perché 150 casse non è cosa da poco. Il secondo giorno invece si è trattato di smontare il tutto, di svuotare ogni singola cassa delle rispettive opere, quindi trapani, martelli, chiodi, cacciaviti, eccetera, aprire il tutto, disseminare lungo lo spazio espositivo i pannelli e montare ogni singolo pannello. Si parlava di circa una trentina di pannelli mobili di 2,5 m per 2,5 m, quindi anche lì sono dei pesi, sono delle misure, non è una cosa da poco. Abbiamo lavorato in più di 20 persone per 4 giorni per allestire il tutto, perché quando si fa una mostra in galleria con 30 opere è una cosa, quando si fa in una sede storica a Venezia con 150, di cui opere 2 metri per 2 che pesano 80 kg, lì cambia un po' il discorso. Oltre a questo, tutta la parte elettrica anche, quindi poi ogni singolo pannello è stato agganciato con tutti i cavi, tutti i fili, eccetera, ai vari faretti che sono stati montati uno ad uno sopra ognuna delle varie opere. Le opere avevano anche più di un faretto, quindi oltre 200 fari da montare, elettricisti, collegamenti, eccetera, 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 chilometri di fili. Si arriva al terzo giorno. Il terzo giorno è l'allestimento, che significa quando si è liberato lo spazio, si è fatto pulizia del tutto e si hanno solo le opere, i pannelli, eccetera, si tratta di scegliere dove posizionare ogni singola cosa. Si inizia con i pannelli, quindi si misura lo spazio. Diora Fraglia si è occupata per intero dell'allestimento della mostra, quindi le scelte espositive sono a cura della direttrice della Fondazione Alviani, che chiaramente, conoscendo più di chiunque altro le esigenze espositive di ogni singola opera e come reagiscono alla luce, quali sono i modi per esaltarle al meglio, quali di queste hanno delle particolarità, quindi vanno esposte
insieme o vicino ad altre opere perché parlano la stessa lingua, quali opere invece è meglio tenere isolate perché sono un momento staccato del lavoro di Alviani. Quindi in base a questo scegliere quali isole di pensiero, di significato creare all'interno della mostra. Fatto questo, quindi creando una sorta di divisione in cicli, divisione cronologica, divisione per misure, eccetera, eccetera, si tratta di scegliere dove metterle. Allora, lei aveva fatto un conto di quante opere c'erano in mostra, la larghezza di ognuna di queste, quanti metri lineari servissero per esporre tutte queste opere. Ecco, noi con i pannelli arrivavamo ad esporle tutte abbondantemente, però poi dipende da come si spostano questi pannelli, perché se noi sfruttiamo un pannello per esporre le opere da entrambi i lati con da entrambi i lati le luci, ecco che il pannello vale doppio. Se si sfrutta solo un lato si dimezza, a quel punto eravamo sotto di metri quadri, quindi non avremmo potuto, se avessimo usato i pannelli tutti sul perimetro, quindi mangiandoci un lato, avremmo dimezzato lo spazio e le opere non ci sarebbero state tutte. Quindi ecco trovare un altro modo per esporle. Al tempo stesso fare attenzione ai percorsi. Una era l'entrata, un'altra era l'uscita di sicurezza, quella la porta antipanico, antincendio, anzi erano ben due, quindi comunque creare un percorso che tenesse presente come ci fosse un'entrata, quindi un indirizzo preferenziale di ingresso, delle uscite di sicurezza che andavano mantenute e il cammino doveva risultare libero in caso di emergenza, il fatto che la presentazione si tenesse al secondo piano, quindi scalinata per andare al secondo piano, e quindi anche lì liberare lo spazio, creare una sorta di imbuto che invogliasse la gente a salire lungo la scala per andare al piano sopra. Al tempo stesso poi c'è stato il catering, il buffet eccetera durante l'inaugurazione, quindi trovare uno spazio dove inserire anche loro che non desse fastidio alle opere, che non creasse un tappo per il flusso della mostra, quindi dove mettere ogni cosa in modo che stia bene dal punto di vista estetico e anche funzioni dal punto di vista proprio funzionale. I pannelli sono stati allora collocati tra una coppia di colonne e l'altra. Questa è stata una delle scelte che abbiamo fatto per fare in modo di sfruttare al meglio da un lato i metri lineari dei singoli pannelli, dall'altro lato per ingombrare meno nello spazio, creare dei corridoi più larghi e quindi evitare quel senso di soffocamento dato da tanti corridoi alti stretti che creano una sorta di effetto labirinto dove la gente si perde, non capisce più da che parte è della chiesa, della scuola grande e non sa più come muoversi e magari vede la mostra sì ma salta un po' di opere qua, un po' di opere là eccetera. Allora l'idea è stata quella di rispettare lo spazio che già c'era. Prima cosa importantissima, siamo in uno spazio storico, non siamo in un magazzino, in un hangar, non siamo in un luogo creato l'altro ieri che non ha storia, non ha bellezza estetica né niente, quindi si può azzerare lo spazio per fare in modo che si vedano solo le opere, ma siamo in un luogo che già di per sé è un luogo che ha più di 1000 anni di storia. In più è un luogo che è stato restaurato, che è bellissimo e colorato, ha queste colonne altissime, alle vetrate, quindi è uno spazio importante e proprio per il fatto che i soffitti di entrambi i piani sono alti più di 10 metri, noi abbiamo dei pannelli di 2,5 metri, quindi anche volendo non si può nascondere l'immensità dello spazio. L'unico modo è entrarci in armonia, in dialogo. Come si può fare allora? Bisogna cercare di rispettare le architetture che già sono presenti all'interno di questo spazio. E quali sono? Questo spazio è il piano terra, che è dove noi abbiamo allestito la mostra. Si tratta di tre navate principali che hanno delle misure diverse, quelle laterali sono leggermente più strette di quella centrale. Comunque si parla di soffitti altissimi, si parla di una dispersione visiva enorme, quindi l'unico modo è concentrare attraverso le luci, attraverso il percorso, attraverso chiaramente le opere e i giochi di luci che si fanno con le opere, l'attenzione sulla mostra, quindi sui primi 2,5 metri, facendo sì che la gente veda cosa gli sta sopra la testa, ma non troppo.
Come abbiamo scelto di fare allora? C'erano due modi di inserire i pannelli all'interno della mostra. Siccome queste tre navate sono divise da coppie di colonne, quindi queste doppie colonne che tra loro sono distanti mezzo metro circa, quindi non si può fare un passaggio tra una colonna e l'altra perché è troppo stretto, ma al massimo si può inserire una scultura tra una colonna e l'altra perché c'è lo spazio giusto per una base, scelta che abbiamo messo in atto. Dall'altro lato però i pannelli dove si mettono? Se noi addossiamo i pannelli contro le coppie di colonne, e quindi abbiamo le due colonne e le circondiamo con due pannelli, da un lato si dimezza lo spazio espositivo perché il lato che dà verso le colonne e là non si possono appendere i quadri, quindi significa usare due pannelli per usare solo due facce. Però il vantaggio qual è di questo? Che abbiamo lo spazio libero tra coppia di colonne e coppia di colonne per creare un passaggio molto di respiro, quindi si lasciava intatta la divisione interna dello spazio, quindi la gente non aveva più un percorso ma poteva fluttuare da una zona all'altra, un percorso molto più libero. Questo è una cosa nelle mostre molto utile perché evita da un lato di creare degli ingorghi, che magari c'è il percorso, tutti si fermano all'inizio. In tante mostre pubbliche, se ci fate caso, la prima cosa che si fa è dividere un percorso. Ma perché? Perché l'ordine è un ordine cronologico, perché si vuole dare un indirizzo, si vuole evitare che la gente giri troppo, perché magari non si sa se uno è entrato, è uscito, non si può fare un conteggio delle persone, quindi se c'è la coda non si mandano avanti altri, eccetera. Siccome qui questo tipo di problema non c'era, quante persone c'erano dentro, erano tutti invitati, sapevamo quanta gente entrava, lo spazio reggeva quel numero, quindi non c'era la necessità di stringere il percorso. Dall'altro lato abbiamo detto, però si perde lo spazio espositivo, non solo, si nascondono le colonne, che è una cosa strepitosa, quindi non si può violentare lo spazio fisico a tal punto da nascondere le parti più belle del luogo. Quindi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto sacrifichiamo in parte la libertà di movimento della gente, quindi creiamo dei percorsi un po' più rigidi, non si va dove si vuole ma si deve rispettare un percorso chiaro e preciso che comunque però si sviluppava in tre, quindi c'erano tre modi di accedere in base alle tre navate, però in questo modo noi mettendo un pannello tra coppia e coppia ne usiamo solo uno per avere due facce, quindi doppio spazio espositivo, non nascondiamo le colonne, mettendolo tra colonna e colonna allarghiamo anche la navata, perché altrimenti mettendolo dopo significa perdere mezzo metro su ogni lato della navata, quindi un metro, e un metro su una larghezza di 3,5 da 3,5 a 2,5 è molto più stretto, e quindi tutta questa serie di scelte è stata fatta per riuscire ad appendere più opere e per dare più spazio all'ambiente in cui stava la mostra. Quindi già qui spiegato il perché dei pannelli in quel modo. Fatto questo però poi si crea l'inizio, l'avvio. Se noi abbiamo tre navate, come dimostriamo alla gente che quando entra può andare dove vuole, può entrare in tutte e tre? Creiamo prima un imbuto ottico, quindi quando la gente entra trova due pannelli, uno con l'immagine, con il volto di Alviani, uno con una sua frase, una citazione, che quindi già in chiaro, cioè che metta già in chiaro quando si entra chi è il protagonista, qual è il suo nome, cosa ha detto. Boh, questa è la mostra di Alviani. Nel momento in cui la gente entra, che quindi viene in un certo senso ristretta in uno spazio più piccolo, quando poi questo spazio finisce si apre, ecco la visione grande d'insieme della chiesa gigantesca. Se voi entrate e avete già visto tutto prima ancora di entrare, non c'è quell'effetto wow di quando si entra. Se io invece vi nascondo con i pannelli 3/4 di ciò che si vede quando voi superate l'ingresso, ecco che si crea il colpo di scena. Una volta superato questo imbuto ottico, ecco che partono i corridoi che vanno sulle due navate laterali e quello centrale che chiaramente, essendo enorme, è stato diviso in due da un infilato, una processione di pannelli, tutti uno di fianco all'altro, con le opere esposte su entrambi i lati,
e poi anche lì è stata fatta un'altra scelta su cui io ero di un'altra idea, Diora Fragli ha scelto di allestire in un modo diverso da quello che avevo in mente. Per quale motivo? Entrambi avevamo delle idee e delle necessità. Quali erano? La mia idea era quella di rispettare questa infilata e quindi dire bene, la chiesa ha 60 metri di profondità. Quindi è bello quando si entra che poi si veda questo corridoio lunghissimo che per 60 metri vi mostra tutte queste opere che proseguono una dietro l'altra. Quindi l'idea è che lo sguardo scivoli lungo tutto lo spazio e sbatta poi dove? Sulla fine della chiesa. Quindi su queste vetrate, sui colonnati, sui mattoni facciavista. Quella era la mia idea. Quindi si vedono le opere, ma le opere permettono di far guardare anche la chiesa. Dall'altro lato la necessità di Dior era quella di dire bene, io però ho due opere che sono enormi, abbiamo messo le opere più grandi in assoluto in quei due pannelloni, e fare cosa? Creare degli spazi più piccoli perché sono più a dimensione d'uomo forse, sacrificare la bellezza di questa infilata dove lo sguardo poi scivolava, guardava il tutto, perché voleva che lo sguardo sbattesse sulle opere. Quindi in un certo senso togliere visibilità allo spazio espositivo per darne di più alle opere, mettendo in quei punti le opere più importanti, più grandi, più tutto. Sono due scelte, due modi di agire diversi, cioè lei ha messo giustamente al primo posto le opere, io avevo messo al primo posto lo spazio espositivo, ma non per togliere spazio alle opere, ma perché ritenevo che le opere fossero già così tanto importanti da non aver bisogno di togliere visibilità allo spazio. Quindi sono solo due modi di interpretare lo spazio fisico e la necessità delle opere. Quelle opere io le avrei messe alla fine di questa infilata, così si vedevano comunque, e anzi si vedevano non da 10 metri, si vedevano da 60 metri e la gente doveva camminare per 60 metri prima di arrivare al cospetto di quell'opera gigantesca che si vedeva già dall'inizio del percorso alla fine. In questo caso invece si è interrotto lo sguardo per creare delle zone più piccole da percorrere. Si è complicato il percorso perché chiaramente l'infilata significa molta linearità, si può andare in 4 vie e basta. Interrompere significa raddoppiarle, sono 8. Quindi la gente deve un attimo girare, fermarsi, tornare indietro, eccetera, eccetera. Sono modi diversi di intendere lo spazio. Non c'è un modo giusto e un modo sbagliato. C'è un modo che può piacere di più, piacere di meno, un modo che è più giusto per le opere o più giusto per lo spazio, più giusto per il percorso, più giusto per l'allestimento. Non c'è un giusto e uno sbagliato, per carità, esiste l'allestimento fatto bene e poi esistono le scelte senza senso. In questo caso sono due scelte entrambe sensate, solo due modi diversi di intendere lo spazio. Fatto questo, a cosa si passa? Si passa, una volta scelto come disporre i pannelli, come mettere le opere. Ecco, scusate, per chiudere i pannelli, una volta diviso in navate c'era il problema del fondo. Avanzavano tanti pannelli che andavano usati perché altrimenti non ci stavano le opere. Questi pannelli dove metterli? Se lo spazio al centro è già stato usato e abbiamo appeso su entrambi i lati, alcuni andranno sul perimetro e di questi si esporrà solo su un lato, quindi si perde un po' di spazio. Da che parte si mette tutto questo? Allora, lì si studiano le opere, quindi no, un allestimento che va incontro alle opere, le opere che vanno incontro all'allestimento. Deve essere una cosa trasversale. Allora, siccome c'era una parte di queste opere, le cromie, le opere degli anni 90, eccetera, che erano opere che non c'entravano niente con le altre dal punto di vista cromatico. Quasi tutta la mostra, il nucleo centrale della mostra, era una mostra fatta di opere su alluminio, quindi tutte opere acciaio, argentate, eccetera. Non c'erano colori, non c'era nessun colore. L'unica tinta era la tinta dello spazio della chiesa. Però c'era questo nucleo di 20-30 opere tutte coloratissime. Dove le inseriamo che non diano fastidio, che facciano esplodere di più il colore, eccetera? Le mettiamo tutte da una parte. Ma se l'edificio ha già tanti colori e noi ne aggiungiamo altri, esce
il finimondo di colori, non si capisce più niente, si disturba l'occhio, poi si crea una dispersione. Come si fa allora? Aumentiamo in tutta la fine i pannelli, li mettiamo uno di fila all'altro, quindi nascondiamo quell'unica fascia di zona di chiesa per creare questa sequenza di muri tutti neri, che quindi abbassano di molto la percezione del colore che c'è intorno, e ci mettiamo tutte lì in questa sorta di galleria. L'abbiamo stretta più delle altre per creare proprio una zona più intima, più chiusa, più nera, in cui il colore esplodesse di più e non entrasse in conflitto con i colori della chiesa. Ecco che allora avete visto, no? Modi di agire anche in base alle singole opere, ai colori delle opere, alle misure delle opere. Una volta che abbiamo esposto tutto, scelto i pannelli dove mettere le opere, eccetera, si tratta di, quando abbiamo dei cicli di opere, farle esplodere. Quindi ci sono delle opere che in alcuni punti si esaltano, in altri punti perdono un sacco. Come si fa a scegliere? Nei vari cicli del lavoro di Alviani c'erano le superfici a textura vibratile, quelle più diffuse, quelle più note forse al grande pubblico, che sono delle opere che sfruttano proprio dei pezzi, dei supporti in lamiera che vengono lavorati con degli andamenti, con delle direzioni diverse, che vengono accostati creando delle formule, ad esempio a rettangoli sfalsati, a quadrati, a scacchiera, quindi vari sistemi che, incrociando queste lavorazioni diverse, fanno sì che la luce si muova creando delle irregolarità che, in base allo spostamento dello spettatore, ecco che la luce crea questi effetti ottici, principio base dell'arte cinetica. Queste opere chiaramente non specchiano, vanno illuminate molto, perché lo spettatore deve spostarsi e spostandosi fa appunto muovere l'opera. Allora vanno messi in dei punti dove lo spettatore si sposti molto, quindi dove, sfruttando i lati lunghi, perché lo spettatore giunge, se l'opera è al centro, a 30 metri prima, 30 metri dopo. Se noi queste opere le mettiamo in un angolino, lo spettatore ha poco margine di movimento, le vede solo da davanti e quindi non può creare quel gioco dell'opera che si muove. Per farlo l'opera va su un lato lungo e lo spettatore ci deve camminare in laterale. Ecco che abbiamo scelto di metterle tutte in dei punti specifici. Dall'altro lato c'erano altre opere che erano i cerchi virtuali. I cerchi virtuali sono opere, forse il principio base e fondamentale è less is more, quindi l'idea di creare con poco, con un mezzo cerchio fisico, un cerchio completo, quindi il cerchio virtuale. Perché? Perché la base è uno specchio, una superficie specchiante lucida perfetta, su cui viene applicato una superficie di alluminio, una base di alluminio che può essere un semicerchio, che quando viene applicata si completa con il suo riflesso specchiato creando un cerchio intero. Quando la persona si sposta, vede il completarsi del cerchio e anche il ruotare di questo cerchio. Ma quello che a noi interessava era il fatto che la base fosse uno specchio lucido. Quindi queste opere specchiavano. Come sfruttarle allora? È bello perché nei video che vedrete, chiaramente qui avete un brevissimo video, qualche spot, qualche foto e basta. Poi verrà finito da qui a un mese circa il video integrale completo della mostra fatto dai nostri cameraman con le telecamere, quelle giuste, non col cellulare, e lì vedrete come abbiamo scelto di mettere queste superfici specchianti dove? Nei lati corti. Perché? Perché nei lati lunghi avrebbero riflesso dei corridoi più stretti, quindi nel riflesso dello specchio avreste visto solo voi e l'opera dietro. Mettendola però nel lato lungo, vedete voi e il soffitto della chiesa, perché sfrutta proprio il fatto che la profondità è tanto più ampia. Quindi voi guardate l'opera, ma nell'opera vedete il soffitto, vedete le vetrate, vedete la chiesa. Questo è stato il colpo di genio, cioè il fatto di sfruttare le superfici specchianti per creare il dialogo con l'ambiente in due modi. Da un lato è l'ambiente che entra dentro all'opera nel momento in cui si specchia nell'opera. Dall'altro lato è l'opera che interagisce con l'ambiente nel momento in cui il faretto puntato riflette sullo specchio
e crea dei rimbalzi di luce contro tutte le vetrate. Quindi ecco i colpi di luce sulla chiesa. No, il doppio modo di intervenire per fare in modo che il tutto si amalgami. Io trovo che queste siano state delle intuizioni da parte di Diora geniali, perché hanno portato a far sì che le opere sembrassero nate per stare in quel preciso punto, in quel preciso momento, e è un qualcosa che hanno visto tutti quanti, quelli che hanno visitato la mostra. La prima cosa che hanno detto è stata: gran mostra, allestita bene, le opere lì funzionano, si creano questi giochi di luce, questi effetti. Quindi io ho cercato di raccontarvi come queste scelte non fossero fatte per caso, non abbiamo inserito delle opere per l'esigenza di metterle tutte, non abbiamo scelto di metterle a caso per piantare i chiodi, non abbiamo scelto un percorso cronologico, perché, ecco, anche qui le mettiamo in ordine cronologico, in ordine tematico, in ordine cromatico o altro. Le mettiamo in base allo spazio, in base a come riescono a lavorare con l'ambiente, in base a come riescono a creare dei punti di fuga, dei punti di vista funzionali per lo spettatore che fa un certo tipo di percorso. Credo che ci siamo riusciti, che abbiamo creato qualcosa di veramente incredibile. È stato difficile, vi ripeto, sono 150 opere, non sono 10 da piazzare. Lo spazio storico non è nuovo. Le luci, anche qua, altra chicca, cose che io non avrei mai saputo, perché chiaramente non sono il maggiore esperto al mondo su Alviani. C'era una persona che era Diora che ci ha permesso di attuare dei trucchetti che hanno spiegato dal punto di vista storico il perché di alcune opere. Nella mostra non tutte le opere erano illuminate. Anche qui uno dice: ma come, hai lasciato l'opera al buio? In verità no, noi abbiamo messo il faretto e il faretto l'abbiamo spento, quindi per far vedere che abbiamo scelto di non illuminare quell'opera. Non è un faretto che si è scaricato. Noi di alcuni abbiamo tolto i collegamenti. Perché? Perché Diora ci ha spiegato che c'erano alcune opere che erano nate per non essere illuminate troppo, per far sì che l'ambiente desse la sua luce alle opere. Cosa abbiamo fatto? Le abbiamo sfruttate per inserirle in delle zone di estrema luce, quindi non erano mai veramente al buio, ma alternandole in modo da spezzare l'uniformità di questi faretti. Quindi anche qui no, ci sono tante piccole cose che messe insieme creano la mostra che funziona. E allora non vi aggiungo altro, perché credo di essermi dilungato abbastanza su questa mostra. Vi mando in onda qualche breve minuto di video di un prima e un dopo, quindi un breve video di 1 minuto dove si vede tutta la parte di allestimento della mostra e subito dopo l'inaugurazione della mostra, e dopo ci ritroviamo qui per chiudere il corner. Prego regia con il video. Take it in while you can. On the edge of it all, feel the wind awake my skin. On the edge of it all. Ooh.
Rieccoci qui. Allora, io chiudo questo corner anticipandovi di un'altra mostra che invece si tiene alla nostra sede Galleria Orler di Madonna di Campiglio, mostra che inauguro questo giovedì 8, quindi che significa questo corner andrà in onda esattamente quando io sarò lì a presentare la mostra, purtroppo, però questa mostra resterà aperta per tutto il periodo natalizio a Madonna di Campiglio, quindi andate a visitarla. È una mostra che si intitola Oltre la pittura. Abbiamo scelto insieme a zio Paolo di creare un percorso, sarà un ciclo di 3 mostre, una l'anno. Oltre la pittura parte 1, 2, 3, questo è il primo di queste 3 tappe, perché è un modo per dare spazio a delle opere, tra cui anche quelle di Alviani, che sono opere che hanno a che fare con la pittura senza dubbio. I fenomeni di luce, di cromia, eccetera, sono dei fenomeni pittorici, che però sono delle opere che parlano il linguaggio della pittura senza usare i materiali tipici della pittura. Quindi non troverete neanche un'opera olio su tela, acrilico su tela, acquarello su carta, eccetera. Troverete piuttosto i cementi asbesto di Cacciola, le lavagne e gli intonaci di Elio Marchegiani, troverete i fiammiferi di Oberten, troverete i pennelli di Arman, troverete le compressioni di César, i marmi di Acciugarri, i blocchi, le sculture in legno di Costa. Troverete tante opere di tanti artisti del Novecento che hanno fatto pittura utilizzando tutto un altro tipo di materiali. Troverete Cunellis, troverete Calzolari, troverete Zorio, quindi dall'arte povera al minimalismo, alla scultura, tanta scultura, una serie di materiali infinita. Qual era il senso? Era dimostrare come ci sono stati dei momenti. Io ho scritto un testo critico di 5-6 pagine in cui non parlo di neanche una delle opere che abbiamo in mostra, e sono 5-6 pagine di storia critica sul come dall'inizio della storia dell'arte siamo arrivati a fare pittura utilizzando dei materiali, esempio il poliuretano espanso e il cemento, quindi cose che non c'entrerebbero niente con la pittura, ma sono ancora pittura a tutti gli effetti. È un qualcosa di stranissimo. Se verrete alla mostra lo vedrete, se leggerete il testo che ho scritto lo comprenderete ancora meglio. Io non ve lo sto a spiegare troppo bene ora perché sennò vi spoilerò tutto. Quindi il prossimo corner spero di mandare in onda la presentazione da Campiglio, se ci sarà modo di riprendere il tutto, altrimenti rifarò il discorso di presentazione qui al solito corner la settimana prossima. Vi dico, venite, perché è un percorso all'interno di tutta la storia dell'arte del Novecento. Si va da chi ha usato veramente l'olio su tela, però per fare una pittura che già aveva in sé il seme di un qualcosa di nuovo, di altro, esempio Castellani e Bonalumi, quindi olio su tela sì, monocromo sì, la pittura più facile del mondo, ma con l'estroflessione, quindi è pittura, vero, ma siamo, come dice il titolo, oltre la pittura, stiamo andando verso un qualcosa di nuovo, stiamo cercando di conquistare lo spazio. Questo spazio viene conquistato da una serie infinita di materiali che saranno esposti, che faranno di questa mostra la prima tappa di queste 3 mostre che abbiamo in mente di fare. Io ve ne parlerò meglio al prossimo Cesaris Corner, quindi ora chiudo qui. Spero che vi sia piaciuto, spero che andiate a visitare la mostra di Alviani e che facciate anche un salto a Madonna di Campiglio. Io sarò lì 7, 8, 9 e 10, poi magari anche l'11, non lo so, però questi 4 giorni chi verrà mi troverà lì, si può chiacchierare di mostre, di opere, di quello che volete. Vi ringrazio, vi saluto e al prossimo Cesaris Corner.